Volevo solo ricordare, visto che è un bellissimo titolo, che a cura tua poi è uscito anche della Marsilio La senatrice. L'ho dimenticato. È importantissimo, che è proprio a cura di Anna Maria Zanetti, e il titolo secondo me è bellissimo, e quindi io spero che se ne possa apprezzare tutto proprio nell'intervento di Anna Maria, perché il titolo del libro scelto anche di Anna Maria è Lina Merlin, un pensiero operante, il che dice molto della persona, della politica e dell'attualità di questa figura. L'ho dimenticato pur avendolo praticamente davanti. Scusa Anna Maria. Grazie mille a tutti quanti, ma io devo dire un grazie di cuore, in modo sentito, proprio come dopo, quando succede un incontro importante e ti rendi conto che è un incontro importante. Devo dire grazie a Laura Puppato, perché Laura Puppato è una rappresentante del popolo, come avrebbe detto Lina Merlin, che al popolo risponde alle esigenze e riesce anche a farsene carico. Riesce a farsene carico perché non è un compito semplice. Pur con la, come poter dire, poca capacità che dimostra la nostra classe dirigente complessiva, io non voglio dire che ci sono delle eccezioni, perché questo vorrebbe dire già tarare su un discorso molto negativo la classe dirigente attuale. Certo, questa classe dirigente non è probabilmente al livello che ci aspettiamo e al livello di quella storia di cui Lina Merlin rappresenta uno degli esempi più formidabili. Però una senatrice, perché noi a una senatrice, quando intendo noi, intendo il Comitato Merlin, io, Paola Lincetto, Milvia Boselli, che da 12 anni abbiamo incontrato questa figura, non prima. Prima noi sapevamo, come probabilmente sapete tutti voi, che Lina Merlin è l'autrice della famosa Lina Merlin che chiuse le case di prostituzione. A quello, per quanto risultato straordinariamente importante, lei la definì, e non solo lei, la prima legge sociale della Repubblica, a quel lascito Lina Merlin è stata consegnata. Solo che ad approfondirne il personaggio tu ti rendi conto di trovarti di fronte a una vera leader. Non una leader perché era una donna, una leader, una figura politica che può guidare una memoria storica, ma può informare di sé il presente. Allora, quando ci si rende conto di questo, alla lettura della sua vita, alla lettura dei formidabili discorsi in Senato e in Parlamento che sono stati pubblicati ad opera di Elena Marinucci, ti dici, questo paese e questa regione, e non per niente ci troviamo a Castelfranco, come diceva l'amica prima, nella patria di Tina Anselmi, anche lei in qualche modo misconosciuta, ti rendi conto che questo paese degli esempi importanti, luminosi, capaci di dare speranza oggi, non ieri, ce li ha, e quindi è importante cercare di trarli fuori come dire, dalle nebbie del passato e riconsegnarceli tutti interi, perché ci danno forza, perché ci danno speranza. Lina Merlin, voi non sapete quante volte io ho visto quel pezzo di intervista straordinaria che lei diede a Enzo Biagi nel 1969, quindi era già ultra ottantenne. Se Lina Merlin in quell'intervista trasmette energia, consapevolezza di sé, modernità, capacità oratoria, ma non retorica, capace di collegarsi col mondo e con la gente, se la trasmetteva allora in cui aveva già abbandonato l'attività politica, figuratevi cos'era questa donna e perché la si ricorda negli ambienti in cui si ricorda ancora così tanto. Quando io e Paola siamo stati a Montecitorio, vi assicuro, e credo che lei lo possa testimoniare senza che quando hanno sentito Lina Merlin c'è ancora un ricordo importante di questa donna. In Polesine la sua memoria è molto viva,
Ma qual è la particolarità? Che Lina Merlin è dell'Italia, perché quello che ha fatto non è stato per il Veneto e per il Polesine, è stato per le donne italiane, è stato per questo Stato. Parlavo di leader. Tenete conto che Lina Merlin non faceva parte della maggioranza politica di quel paese, era sempre stata una donna di opposizione. Tutta la sua vita è stata una testimonianza di opposizione e di capacità, però non dico di governo, perché una all'opposizione può solo controllare, e non è poco, controllare il governo e le decisioni man mano che avvengono, ma una capacità di capire le situazioni in cui era e di anticiparle. Come dice la straordinaria Gilia Tedesco, avete visto un breve pezzo di Gilia Tedesco che purtroppo se n'è andata nell'anno stesso in cui usciva questo documentario, e a lei l'abbiamo dedicato. Diceva Gilia Tedesco, che era senatrice ed è stata anche lei vicepresidente del Senato, diceva che Lina Merlin era un turboreattore, lei l'aveva conosciuta molto bene, una donna di fortissima personalità, ma che era una delle poche donne che non aveva aspettato il movimento delle donne. Su delle battaglie importantissime era partita da sola, c'era qualcuno che la seguiva? Bene, era sola, affrontava da sola, ma con una capacità, anche questo è da dire, di trasversalità, cioè di legare insieme mettere insieme i collegamenti anche con donne e uomini di partiti diversi. Leggevo una cosa molto interessante sempre di Gilia Tedesco in questo DVD, che dopo è a vostra disposizione se volete. È un DVD che dura 40 minuti, ci sono delle testimonianze per esempio di Oscar Luigi Scalfaro, allora vivo, è morto da poco, in quell'epoca persona lucidissima e di grande affetto nei confronti di Lina Merlin. Lui aveva 30 anni, era un giovane costituente, Lina Merlin ne aveva 60 e racconta nel documentario di quest'aura di stima che circondava questa donna, che, come vi ha detto Paola Lincetto, era una donna che faceva comizi nel Veneto, in una terra in cui più che la Lega delle cooperative c'erano le leghe bianche. Non era facile per una donna prendere posizioni socialiste. Una donna, non c'era il voto alle donne, però lei andava a fare i comizi. Non c'era il voto alle donne, ma lei era segretaria amministrativa della federazione del PSI di Padova. Quando Matteotti fece il suo discorso di denuncia, quello che poi gli causò la morte nel 24, molti dei dati sui brogli nelle cabine elettorali compiute dal regime fascista gli furono forniti proprio da Lina Merlin. Lina Merlin, che per 20 anni in modo sdegnoso e fiero rifiutò di giurare fedeltà al regime fascista, e notate che lavorava come maestra e di quello viveva, perché era un esponente della piccola borghesia chioggiotta e poi padovana, e di quella professione viveva. Lei aveva preso poi il diploma di francese all'Università di Padova, non la laurea, il diploma di francese. 20 anni. Lina Merlin è stata 4 anni al confino in Sardegna. Noi per andare in Sardegna prendiamo il traghetto che parte da Livorno o prendiamo l'aereo. Lei si fece una lunghissima strada ammanettata e andò a insegnare alle donne della Sardegna cosa significava anticoncezionali, per esempio. Fece un'opera di alfabetizzazione e di educazione sessuale in quegli 4 anni, che ancora adesso viene ricordata dalle parti della Sardegna. Mi sto chiedendo se non sarebbe il caso di pensare a fare qualcosa in memoria di Lina Merlin anche in Sardegna. E lei dice a un certo momento, vediamo se trovo il pezzo, quando dice: si fa presto, dice, a dire 20 anni. 20 anni, vabbè, hai fatto l'opposizione al fascismo. Si fa presto a dire 20 anni, ma a viverli 20 anni, giorno per giorno, ora per ora, con la passione per la libertà del paese dove si è nati e cresciuti,
al quale si intendeva portare il proprio contributo, anche se modesto, di lavoro intelligente, di probità morale e politica. Era una tortura che solo la fede in un ideale di giustizia rendeva sopportabile. Ecco, questa fede in un ideale di giustizia, infatti c'è un pezzo che non si è potuto far vedere, ma c'è un pezzo nel documentario in cui Biagi chiede alla Merlin: ma cos'è per lei il socialismo? Dice lei: giustizia sociale. Questo è. Tutta la vita politica di Lina Merlin, prima come oppositrice del fascismo, poi come costituente, poi come parlamentare, perché si chiamava la senatrice, l'ha detto Paola Lincetto, faceva parte delle 4 donne al Senato nella prima legislatura ed era l'unica nella seconda legislatura. La chiamavano la senatrice perché da Trento a Palermo, quando si diceva la senatrice, si sapeva, anche per la notorietà molto discussa che le stava dando la redazione della legge che 10 anni dopo sarebbe diventata la legge 75, non chiamatela Lina Merlin, non chiamatela legge Merlin. Era celebre come la senatrice, era un personaggio mass mediatico che anticipava le questioni e riusciva a portarle fino in fondo. La mia non vuole essere un intervento esaustivo perché su Lina Merlin ci sarebbe da dire molto. Io mi auguro che da Castelfranco, noi da 12 anni la stiamo portando in giro per tutto il Veneto. 10 anni fa esattamente, 9 anni fa, abbiamo promosso il 120° anniversario, anche inventandocelo un po', della nascita di Lina Merlin, e siamo riusciti a mettere insieme tantissimi enti, dalla Regione Veneto, al Comune di Adria, al Comune di Rovigo, a quello di Padova, a quello di Chioggia, dove la Merlin operò, per, come dire, farla conoscere come personaggio moderno, personaggio di integrità personale, di capacità di azione politica. Quel pensiero operante sono 2 paroline della Merlin. Lei era una di pensiero e di azione, ragionava, rifletteva, rappresentava il suo mandato e lo portava avanti con l'azione. Quello che ci si augura, ed è per questo che riconfermo il mio grazie a Laura Puppato per aver capito, inteso, compreso la grandezza del personaggio, che nasce nel nostro Veneto e che però è sicuramente di statura nazionale. E nel ricordare la donna, nel ricordare questa figura che ha avuto queste 2 caratteristiche. Il primo discorso in Senato, pensate, il 10 giugno 1948, Palazzo Madama, per la prima volta si alza una donna. Questa signora piccolina, rotondetta, già di una certa età, che rompe come dire, il lascito di queste voci maschili e si alza lei a difendere che cosa? A difendere un bracciante agricolo del Polesine che era stato ucciso dalla polizia, che andava a difendere i latifondisti del Polesine. Un ragazzo di 24 anni. La Merlin si alza e chiede conto di questo al Ministero degli Interni. E come si alzerà sempre nel corso dei suoi decenni, dei suoi 10 anni in Senato, per parlare del Polesine, l'avete vista in Polesine nel 51, le dice Biagi: ma lei calzava gli stivaloni? C'è la fotografia della Merlin con gli stivaloni a linguine, andava sui barchini a prendere queste signore, queste anziane, queste donne che erano salite sui tetti delle case, perché avete sentito ad Adria l'alluvione aveva portato il Po a 6,50 metri, e sapete cosa andava a consegnare la Merlin? I pannolini. Andava a portare i pannolini alle signore anziane e diceva: venite giù dai tetti, venite in barca con me che vi salviamo, non potete restare lì. Loro non volevano, mi viene in mente il terremoto del centro-nord, non volevano lasciare casa loro, ma sulla serietà del personaggio facevano fiducia. E vedi la Merlin, che sta anche vicina a una coppia di ragazzi che si sposano nella cattedrale ad Adria, li fa da testimone.
una capacità di impersonare il mandato parlamentare che io trovo moderno, non assolutamente retorico. La Merlin era una donna molto pratica e che dovrebbe farci di esempio. Cosa speriamo da tutto questo? Dal suo esempio. La contestatissima, ancora adesso a torto, legge Merlin, non bisogna mai, mai, mai dimenticare, invece lo si dimentica sempre, che non è stata mica la Merlin a inventarsela. L'Italia è arrivata ultima o quasi ultima dopo la Grecia in Europa per avere una legge del genere che liberava 3.000 schiave che erano iscritte in un registro e che non avevano diritti civili e politici, ma soprattutto era una legge che ci veniva richiesta, ma in modo dall'ONU, era un diktat. Volete entrare a far parte dell'Assemblea delle Nazioni Unite? Allora c'è l'articolo della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'uomo che dice questo e questo contro la tratta delle schiave. E questo ha voluto fare Lina Merlin, come lei dice in un modo straordinario. Volete che io, povera senatricetta Merlin, pensassi di eliminare la prostituzione? Sarebbe follia. Dice, lo Stato non deve lucrare su questo. Lo Stato non può lucrare sul corpo delle donne. Una cosa che ancora adesso rimane valida con i cambiamenti di costume, con i cambiamenti globali che ci sono, che può essere rivista. La prima probabilmente a dire, pur difendendo la spada tratta, che potrebbe essere rivista sarebbe proprio lei. Allora, chiudo, perché quello che mi interessa è il discorso della Laura e il discorso della vicepresidente Fedeli. Mi piacerebbe tanto che nella patria di Castelfranco, patria di Tina Anselmi, che apprezzava molto Lina Merlin, aveva una differenza di 40 anni. La Anselmi è del 27, Lina Merlin è del 1887. Tina Anselmi, esattamente 10 anni fa, quando è uscito questo libro, che io spero di poter ripubblicare proprio nel 130° anniversario con una nuova edizione aggiornata, Tina Anselmi, interpellata dal Gazzettino, dice, portava il sentimento nella politica. Quando il giornalista le chiede, vuol parlarci di Lina Merlin, è uscito questo libro che la ricorda, dice, lo faccio molto volentieri, perché era una persona non solo ricca di sentimenti, ma capace di coniugare quei sentimenti con l'attività politica. E insomma, offrirli con molta generosità a quanti nella vita politica e parlamentare erano chiamati a collaborare con lei. Quando le chiedono dei rapporti personali con la Merlin, dice, ripeto, 40 anni di differenza, rapporti personali non ne ho avuti molti, soprattutto per la forte differenza d'età, ma spesso ho avuto modo di approfondire con lei i temi che riguardavano le donne e la loro presenza nella società. E tutto questo era segnato da entrambe le parti, da una forte volontà di partecipazione, tanto a riguardo delle tematiche più generali, inerenti appunto alla condizione femminile, quanto più specificamente al fenomeno della prostituzione, rispetto al quale anche noi donne più giovani eravamo estremamente sensibili. Il Comitato Merlin non vuole collocare la figura della senatrice Merlin alla legge sulla prostituzione. Quella legge rimane valida in alcune parti, può essere cambiata in altre, ma il principio che la ispira è sacrosanto. Lina Merlin, se si fosse chiamata Lino, sarebbe una delle figure più rappresentative della nostra storia. Invece si chiama Lina. Compito nostro, con l'apporto attivo di persone e di rappresentanti che ne conoscono la grandezza, riportarlo al suo giusto collocamento. Secondo me il suo giusto collegamento è il Senato della Repubblica. Se si riuscirà a fare qualcosa di pubblico che la ricordi, sarà un guadagno per tutti. Vi ringrazio. Grazie mille Anna Maria per aver così ben tratteggiato insomma la figura di Lina Merlin, che è difficile da tratteggiare perché c'ha un sacco di cose che ha fatto e che rimangono ancora adesso come modernissime, insomma. Però l'obiettivo mi pare del Comitato Merlin è estremamente chiaro
e estremamente condivisibile, anche perché se si leggono, se si vede un po' il DVD e se si legge questo bellissimo libro che io ho letto, curato da te, si capisce proprio la modernità del pensiero di Lina Merlin, per cui noi non andremo ad attualizzare un pensiero di Lina Merlin che era già molto moderna per quello che diceva all'epoca, come ricordava prima Paola, no? Faceva campagna politica quando alle donne non era dato né l'elettorato passivo né quello attivo, cioè una cosa assolutamente moderna. Però abbiamo anche delle persone che adesso portano avanti un po' questo pensiero operante delle donne. Penso anche al suo concetto di famiglia, che nel tuo libro è ben rappresentato, e a come lei avrebbe voluto che fosse rappresentata, diciamo, la famiglia nella Costituzione, con una concezione che, cioè, definire moderna è assolutamente riduttivo. E penso a quel concetto di eguaglianza tra uomini e donne e a quella, diciamo, parità, quella giustizia sociale anche per i figli naturali, i figli legittimi, che è assolutamente ipermoderno. Mi pare decisamente che valga la pena di farla conoscere, e devo dire che a me ha fatto molto piacere che abbiate scelto anche Castelfranco, perché noi diciamo sempre qui a Castelfranco, non me ne vogliono gli altri, che Castelfranco geograficamente è un po' il centro del Veneto, per cui il fatto che la conferenza regionale del Veneto abbia deciso di organizzare questo posto in un posto che geograficamente è il baricentro di una regione, vuole anche consegnare a Lina Merlin un'eredità che non è di una città, di un piccolo posto, ma di un'intera regione e di un intero Stato, quindi vi ringrazio.